Sono più di 100.000 le famiglie venete che durante il 2022 si sono trovate costrette a rateizzare almeno una bolletta. A dirlo è una stima di Adico, associazione di consumatori con sede a Venezia, il cui osservatorio su base regionale stima perlomeno in un 10% gli accessi ai suoi sportelli legati a difficoltà di pagamento delle bollette, soprattutto di luce e gas. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 16 gennaio 2023, la prima notizia del giorno riguarda le bollette a rate, le rateizzazioni per pagare appunto le bollette di luce e gas che sono quadruplicate. In Veneto sono 100.000 le famiglie alle corde costrette appunto a rateizzare. Il caro energia pesa sui conti dei veneti, boom delle rateizzazioni, questo il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi, costi insostenibili per molti. Quindi vediamo il dettaglio della notizia. Con l'aumento delle tariffe sempre più persone chiedono dilazioni dei pagamenti ai fornitori. Sono centinaia i casi di piccoli gestori che soprattutto nel mercato elettrico abbandonano i contratti. E c'è una foto sulle pagine di Nuova Venezia, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, una foto che mostra il confronto tra due bollette, una del 2021 da 136 euro, una del 2022 da 446 euro. Insomma, bollette quadruplicate, un fenomeno cresciuto esponenzialmente negli ultimi 12 mesi, quindi quello delle rateizzazioni. Carlo Garofolini, presidente di Adico, spiega che quest'anno le bollette sono spesso raddoppiate, in alcuni casi addirittura triplicate. Le famiglie che prima magari pagavano 300 euro di gas si trovano in molti casi ad affrontare costi anche da 1.000 euro. Cifre che spesso non sono affrontabili per i pensionati, per le famiglie, ma anche per tanti single che, pur guadagnando stipendi normali, faticano ad affrontare mazzate di questo genere. In questo contesto, quindi, le rateizzazioni, un fenomeno che fino al 2021 interessava solo alcuni conguagli inaspettati, ora diventano invece la norma. La cifra di 100.000 famiglie in Veneto è una stima probabilmente per difetto e che non tiene conto di due fenomeni che si abbatteranno a breve sui consumatori, spiega sempre Garofolini di Adico. Il primo riguarda lo sblocco delle tariffe previsto per aprile 2023 dal governo Draghi e prorogato a giugno dall'ultimo mille proroghe. Il secondo riguarda il mercato della maggior tutela, che ha tempi più lenti rispetto al mercato libero per l'adeguamento delle tariffe e per il quale si prevede un incremento dei costi proprio nei prossimi mesi. E connesso a questo tema delle bollette, del caro bollette, c'è sicuramente anche la situazione della classe energetica, delle età degli edifici nella nostra regione, in particolare sulla Nuova Venezia. Il quadro della situazione nel comune di Venezia: case green, l'80% è fuori dai parametri dell'Unione Europea, 8 case su 10 dovranno adeguarsi alla direttiva europea che impone la classe E entro il 2030. L'ANCE parla di interventi difficili, dice servono più incentivi e meno vincoli. Questa è l'associazione nazionale dei costruttori edili, chiaramente. Ma qual è la notizia? Che 8 case su 10 nel comune di Venezia hanno classi energetiche comprese fra la F e la G, quindi hanno consumi energetici molto elevati. Entro 7 anni dovranno adeguarsi alle regole europee e passare almeno in classe E, quindi salire di una o due classi. Come ci saranno diversi modi, incentivi fiscali e anche l'alleggerimento dei vincoli imposti dalla sovrintendenza, ad esempio, che oggi impediscono nella città storica di Venezia di installare i coppi fotovoltaici sui tetti. Questa, secondo l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, appunto l'unica possibile soluzione per Venezia
quella appunto la strada degli incentivi e di ridurre i limiti burocratici in un certo senso. Entro il 2050 sono previsti edifici a emissione zero, in Italia il 60% però degli alloggi è classe F o G, appunto a Venezia molto peggio di così, l'80% addirittura. Naturalmente le azioni di rigenerazione da compiere richiedono tempi lunghi, ma proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e parliamo di università, le sfide della formazione, così si chiama la rubrica di oggi, dedicata all'università, appunto sulle pagine quotidiane del gruppo Gedi, dove è presentato un dossier, un'indagine sui flussi delle immatricolazioni nei vari atenei, dalla quale risulta che le università della nostra regione inseguono quelle emiliane, ma anche Lombardia e Lazio. Allora leggiamo il titolo: Atenei veneti, gli studenti fuori sede sono in aumento, ma per attrattività vince l'Emilia Romagna. Il confronto, la percentuale riguarda appunto la percentuale di studenti fuori sede nazionali che gli atenei della regione riescono ad attrarre da altre regioni, quindi è l'indice di capacità di attrazione delle regioni tra gli anni scolastici. C'è un confronto tra appunto il 2010-2011 e il 2021-2022. Il Veneto cresce e migliora, ma non quanto l'Emilia Romagna, la Lombardia e non raggiunge nemmeno il Lazio. Inoltre tra le prime 10 università per immatricolati stranieri non rientra nessuna università del Veneto. Naturalmente qui si parla di percentuali di studenti di immatricolati dall'estero. È pur vero comunque che quando è il momento di scegliere l'università in cui laurearsi, il Veneto resta una delle mete preferite dei diciottenni italiani, anche se, come nota Maria Ducoli sui quotidiani del gruppo Gedi, per attrattività in ambito nazionale il Veneto insegue Emilia Romagna, appunto Lombardia e Lazio. A confermarlo è questo report che è stato prodotto dalla società di consulenza Talents Venture, che ha fatto luce sulla mobilità studentesca. Pier Giorgio Bianchi, cofondatore della società, sottolinea in un'intervista l'importanza degli studenti fuori sede, un tema che sarà strategico per gli atenei e per le pubbliche amministrazioni. La presenza degli universitari ha un effetto sui territori e con il calo demografico in 20 anni i diciottenni diminuiranno del 25%. Insomma, per concludere questa parte della rassegna, diciamo che si distinguono all'interno del territorio del Veneto per attrattività informatica a Verona, lingue a Ca' Foscari e psicologia a Padova. Voltiamo pagina e torniamo a parlare della pandemia da coronavirus. In Veneto crollano i contagi, ma i tamponi sono al minimo storico. Ieri sono 601 i nuovi casi di positività. C'è però il dubbio che molti non vengano dichiarati e Andrea Bellon di Federfarma sottolinea che sono cambiate le norme: senza sintomi non serve più il test di uscita. Quindi crollo dei contagi nel bollettino della Regione del Veneto, crollo anche dei tamponi nelle farmacie. Nel report della direzione farmaceutica, a leggere i dati ufficiali, la pandemia da Covid-19, nonostante tutte le varianti e le preoccupazioni, sarebbe finita. Infatti così scrive Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi: da giorni in Veneto i nuovi casi di positività al coronavirus sono scesi sotto il migliaio, ieri appunto erano 601, e anche il numero dei tamponi effettuati in farmacia è in drastico calo. Basti pensare che nella settimana dal 6 al 12 gennaio, quindi dopo le festività natalizie e alla ripresa delle scuole, si è raggiunto il dato più basso di test dall'inizio della pandemia, 21.037 tamponi. E quindi la pandemia è finita, si chiede la giornalista. Benché i dati ufficiali possano sostenere questa tesi, la realtà sembra un'altra e ha a che fare con i tanti casi di contagio che non vengono dichiarati alle autorità sanitarie. Insomma, il numero dei positivi è così basso perché appunto mancano i dati, cioè non vengono più effettuati tanti tamponi quanti se ne facevano prima.
giusto un anno fa, si registrava invece il record dei test antigenici rapidi effettuati in farmacia, quasi 1,5 milioni. Nel frattempo prosegue l'epidemia di influenza e sempre sulle pagine del Gazzettino c'è una notizia relativa ai medici e agli infermieri. Solo 2 su 10 sono vaccinati contro l'influenza. Il professor Umberto Tirelli, 74 anni, già primario del centro di riferimento oncologico di Aviano, definisce questo uno scandalo che non può essere accettato, quello appunto del fatto che solo il 20% tra medici e infermieri si vaccina contro l'influenza. Proseguiamo e anzi chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime 2 notizie. La prima da Venezia: all'ospedale civile viene esposta un'icona con la Sacra Famiglia, Gesù Bambino, la Madonna e San Giuseppe. Dentro il reparto di ostetricia e ginecologia appunto dell'ospedale della città storica di Venezia, la CGIL e il PD insorgono e parlano di un invito a non abortire. L'icona è stata portata in processione nel reparto appunto di ostetricia e ginecologia. L'ULSS non risponde alle critiche e agli attacchi appunto della CGIL e di alcuni esponenti del Partito Democratico locale e regionale, secondo cui questa iniziativa, questa processione può essere interpretata in modo velato come un suggerimento alle donne a soprassedere da qualsiasi intenzione di aborto. La notizia sul Gazzettino di oggi. E infine, sempre sul Gazzettino, una notizia che arriva dal Friuli. Si parla di politica. Si avvicina la data del voto anche in Friuli Venezia Giulia, ma tra PD e Movimento 5 Stelle c'è il gelo sull'accordo anti-Fedriga. Fedriga è l'attuale presidente della regione Friuli, sostenuto dalla Lega e il suo partito e da tutta la coalizione della destra. Dall'altra parte appunto invece c'è lo scontro tra esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Il candidato in pectore Moretuzzo dice: quando avrò il via libera dirò cosa ne penso. Gli attriti riguardano anche punti programmatici, ad esempio ci sono discordanze sul nuovo termovalorizzatore in regione. E questa era l'ultima notizia di oggi, quindi per il momento ci fermiamo qui. Sveglia Veneto torna domani. Nel frattempo a tutte e tutti voi una buona giornata.